E ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questo video. Siamo nella finale della Coppa del Mondo di Scacchi 2023. Come sta andando la situazione? I finalisti Carlsen contro Praggnanandhaa hanno giocato ieri la prima partita con una patta abbastanza combattuta, ma comunque una buona patta. Perciò va bene così, il risultato molto equilibrato. Vedremo oggi che cosa succederà. Contemporaneamente però, dato che il vincitore tra Carlsen e Pragna arriverà primo, quindi vincerà questo torneo, il perdente arriverà secondo, bisogna decidere chi arriverà al terzo posto. Per questa ragione stanno giocando i perdenti della semifinale, ossia Abasov, che era stato battuto da Carlsen, e Caruana, che era stato battuto da Praggnanandhaa. E ieri, nella partita di ieri, Abasov sta veramente sconvolgendo il torneo, questo grande maestro, passatemi la battuta, sconosciuto, che sta veramente facendo un grande torneo. E voglio proprio mostrarti la partita di ieri, dove Abasov ha spazzato via Caruana con una miniatura. Le miniature sono partite di poche mosse, 20-25 mosse, e spazzare via Caruana e 25 mosse è interessante. Vediamo come. Allora, D4, cavallo F6, cavallo F3, D5, C4, G6, E6, gambetto di donna classico, con la differenza che c'è il cavallo in F3 anziché il cavallo in C3. G3, attenzione, sistema catalana, alfiere E7, alfiere G2, arco corto. Qui diciamo che il nero deve fare un pochettino il gioco del bianco, cioè quello di catturare, donna C2, e adesso l'idea appunto è di giocare A6, così se il bianco cattura C4, il nero ha il tempo per giocare B5 e di sviluppare subito l'alfiere in fianchetto. Diciamo che nella catalana questo alfiere vale tantissimo, non vale 3 punti, ne vale almeno 4, e uno dei modi per giocarci contro è quello di cercare anche il nero di fianchettare per contrastare questo fortissimo alfiere. A4 per evitare la spinta in B5, arriva alfiere D7 con l'idea di manovrarlo in C6 e giocare ancora una volta contro questo forte alfiere. Regina per C4, alfiere C6, alfiere G5, cavallo BD7, ci si sviluppa, cavallo C3, H6 rompendo le scatole a questo alfiere, e ora ci sono varie ritirate a cui pensare. Allora, questa è da escludere perché l'alfiere viene intrappolato dopo la spinta in G5. Ricordiamoci che quando uno imposta un fianchetto, la ritirata diciamo in H4 non è mai buona perché non hai poi l'ulteriore ritirata in G3, quindi H4 è da escludere. Rimangono F4 e 3 di 2 e la casa C1 di tornare a casa escluderei. F4 interessante, anche se l'alfiere può essere rotto le scatole molto facilmente dal cavallo. In E3 interessante, anche se l'alfiere può essere rotto le scatole molto facilmente dal cavallo. D2 romperebbe le scatole sulla comunicazione delle torri col pedone. Insomma, non è facile capire, a meno che non si voglia dare l'alfiere sul cavallo. Abasov decide di ritirarlo in F4 e dopo una mossa come alfiere D6, con l'idea che se catturi rafforzi il centro del nero che si ritroverà con 2 pedoni, Abasov decide di non catturare ma di giocare donna D3, una mossa incredibile che permette a Caruana di giocare alfiere per F4 ed è così che va in partita doppiando i pedoni. L'arrocco del bianco è scoperto, ma l'idea è una sola, quella di ipercontrollare la casa E5 e di piazzarci un ottimo cavallo, un avamposto incredibile, ma ora è anche quello di giocare sulla colonna G. Dato che la colonna G si è aperta per il bianco, l'idea è di andare a piazzarci una torre. Vediamo come prosegue la partita. Arriva pedone in A5, re in H1, ormai conosciamo i piani del bianco, alfiere per F3, alfiere per F3, pedone C6 per rendere questo alfiere meno forte e arriva a torre G1. Devo dire che qui mi piace la posizione del bianco, a parte questa doppiatura dei pedoni, che però diciamo si potrebbe sempre poi tutto consolidare con la spinta del pedone 3, mi piace la posizione del bianco, immagino un bel raddoppio di torri, un cavallo che magari riesce a manovrare e dare una mano all'attacco. Sicuramente la posizione del nero è più difficile. Arriva re in H8 per togliersi da attacchi a raggi X e arriva spinta di pedone in E4, 3 pedoni al centro per Abasov, donna in E7,
Torre in G3, ovviamente qui si intende raddoppiare le torri. Torre in A va in D8, torre in A va in G1 e adesso c'è davvero tanta pressione sul re. Concretamente non c'è nulla, ma c'è tanta pressione. Torre G8 per andare a difendere il punto G7, pedone in E5 e qui bisogna stare molto attenti a queste spinte. Ora, ogni spinta che facciamo noi creiamo una debolezza, una possibilità di far incastrare i pezzi dell'avversario in una casa dove sarà poi impossibile toglierli. E qui ovviamente se uno intende fare la spinta E5, la prima cosa che deve domandarsi è cosa succede per esempio su cavallo D5. Abasov gioca questa mossa, ma in partita arriva cavallo in H7. Perché Caruana posiziona il cavallo in una mossa strana come H7 anziché andare in una casa più naturale come potrebbe essere cavallo D5? Te lo faccio vedere subito. In questo caso ci sarebbe stata la semplice alfiere per cavallo, pedone per e cavallo B5 con l'idea incredibile del cavallo di posizionarsi in un avamposto devastante come D6. Per questa ragione Caruana gioca cavallo in H7, il cavallo deve dare una mano in difesa il più possibile. In partita segue Donne 3. Donne 3 è stata un'imprecisione che ha fatto perdere forse il momento di sferrare un po' un attacco per il bianco. Qual è l'idea del bianco? L'idea del bianco è qui prima o poi arriverà C5, si aprirà la colonna per il nero e la sua torre giocherà sulla mia donna, quindi mi tolgo preventivamente. Tra l'altro la donna dopo un ipotetico F5 dà una mano a sacrifici su H6. Il problema è che il motore dice guarda, secondo me avresti potuto giocare subito una mossa come cavallo E4 perché su una mossa come C5 che avrebbe portato poi a queste robe qui c'era il semplice cavallo D6 e non c'era poi nulla da temere in questa posizione. Però siamo pur sempre esseri umani. Arriva cavallo in B6, arriva alfiere E4, una mossa strana come alfiere E4, una mossa che anche Caruana sottovaluta e dopo donna B4 giocata in partita la barra va totalmente a favore del bianco. Che cosa ha visto il motore in questa situazione? In che modo il bianco può qui avere un vantaggio decisivo? Prova se vuoi a stoppare il video, cercare di capire in che modo il bianco può essere devastante a partire da questa posizione. Ok. Che tu ti sia cimentato o no, adesso stai per vedere, secondo me, una delle combinazioni, credo, più belle di questo torneo. Alfiere per H7. L'alfiere si sacrifica per rimuovere un forte difensore dell'arrocco. Re per H7 e ora cavallo in E4. Ora ci sono veramente tutti i pezzi che ronzano attorno al re, manca solo la regina, ma l'unico modo per attivare la regina sarà spingere in futuro F5, ma ci sono tanti pezzi che ronzano attorno al re. E ora Caruana gioca a Donne 7, intuisce il pericolo e gioca a Donne 7, ma voglio farti vedere, anche Donne 7 purtroppo non è sufficiente, come vedremo fra poco, ma voglio farti vedere che cosa sarebbe potuto accadere su una mossa qualsiasi. Supponiamo che Caruana avrebbe giocato una mossa veramente anche senza senso, torre C8. La barra totalmente matto in 5. Matto in 5, riesci a vedere da qui il matto in 5? Io no, però grazie all'aiuto del motore sì. Cavallo G5 scacco. Ora qui il re può scegliere di non catturare o di catturare. Sulla cattura abbiamo torre H3, unica via di fuga per il re è andare in G6, ma arriva subito il matto con l'altra torre. Scacco matto, il re non può andare da nessuna parte. Sullo scacco di cavallo il re scappa in H8, c'è la possibilità di prendersi il pedone F7. Scacco. Il re deve andare in H7, donne 4 scacco, unica via di fuga e dopo torre per G6 ovviamente qui ci sono tutti i casini, qui si perde perché scacchi di scoperta e matto in una credo, no? Per esempio su una mossa come questa c'è direttamente il matto. Insomma è tragica. Vediamo invece come sarebbe andata se anziché magari il nero, anziché giocare una mossa stupida come torre C8, gioca torre F8, perché abbiamo visto che poi la combinazione versa su cavallo G5, il cavallo che
va a mangiare su F7, ma comunque il motore suggerisce sempre cavallo G5. Abbiamo visto che questa è perdente per via di torre H3, vediamo appunto sul re H8, adesso non c'è più cavallo F7 ma c'è subito donna E4 con minaccia di matto, questo cavallo non si può mai catturare per via di torre H3. G6, ora la struttura pedonale è totalmente indebolita che permette torre H3, re G7 per cercare di tenere il più possibile, ma signore e signori c'è ora cavallo per E6. Attacchi doppi, casino totale, questo cavallo non si può catturare per via del matto, in questo modo. Wow, ma ora è il momento di tornare alla realtà. Su cavallo E4 con l'idea di andare in G5, Caruana intuisce e riporta la regina indietro. È bellissimo che torniamo indietro di qualche mossa fa Caruana aveva giocato regina in B5 e qualche mossa dopo torna in E7. Questa è una missione di colpa da parte di un giocatore di quasi 2800 punti. Vediamo Abasov come decide di continuare la partita. F5 e su F5, 26esima mossa della partita, Caruana abbandona. Abbandona perché ci sono vari temi, tra cui un tema molto carino che è quello del sacrificio di torre su G7. Per esempio, supponiamo che la partita continuava con, non so, cavallo D5, ti voglio attaccare la donna, c'era sacrificio su G7, catturo, G7, stagniamo il re e ora signori c'è F6, scacco. F6 scacco, se il re si toglie da qualsiasi parte io posso catturare la donna perché ho un'ulteriore minaccia sulla tua torre. Wow, incredibile. Quindi una mossa così spontanea come cavallo D5 non funziona. L'altra mossa che mi sono segnato è per esempio un donna F8 per dare una mano a eventuali sacrifici su G7, ma c'è F per E6, pedone per E6 e arriva sempre la dannatissima cavallo G5 che, coordinando con la donna su case bianche, sempre col solito sacrificio, questo cavallo non si può mai catturare per le solite questioni che abbiamo sempre visto, re H8, ora abbiamo addirittura torre F3 secondo il motore e se la donna si sposta da qualsiasi parte arriva comunque cavallo F7 scacco con conseguenze sempre non molto carine. Finisce qui la partita. La prima partita tra Abasov e Caruana, scopriremo in questa seconda partita se Caruana riuscirà anche lui a sferrare un colpo vincente, ha bisogno assolutamente di una vittoria per far finire questa prima parte del match 1-1 e scopriremo se anche oggi ci sarà uno sbilanciamento tra la partita tra Carlsen e Praggnanandhaa. Ci aggiorniamo sempre qui su Matto Scacco, prestissimo. Ciao!